testa offre una soluzione radicale al problema dei giochi, elimina totalmente, abroga totalmente tutte le disposizioni anche di carattere finanziario che hanno via via nell'ultimo quindicennio soprattutto da parte di governi di tutti i colori legalizzato e legittimato il gioco d'azzardo anche online. Qui parliamo di slot machine, parliamo di win on life, parliamo di gratta e vinci, di tutte queste forme che drenano i soldi dalle tasche degli italiani, quindi il divieto è assoluto. E mentre finora una contravvenzione puniva la tenuta del gioco d'azzardo, d'ora in poi noi consideriamo la violazione a questo divieto un delitto punibile da 1 a 5 anni, con molte pene accessorie anche di carattere di natura amministrativa. Consideriamo come luoghi del gioco d'azzardo non solo i locali adesso destinati, ma altresì i canali televisivi e tutti gli strumenti telematici che consentono di fare il gioco e di portare il gioco a casa, quindi di svenarsi tranquillamente. Si tratta di una piaga, della nuova piaga, una nuova dipendenza che si aggiunge a quella delle droghe, che crea dei soggetti sempre più vulnerabili, quindi crea soprattutto una nuova figura eticamente riprovevole, quella dello Stato biscazziere o quella dello Stato croupier, che pur di drenare soldi non si preoccupa dei drammi dei cittadini.